Si è tenuto un sopralluogo organizzato da Coldiretti Venezia nell'area di Saccatoro a cui ha partecipato l'assessore Cristiano Corazzari, presente per Veneto Agricoltura Cherubini, oltre che Alessandro Faccioli per Coldiretti Pesca e il consigliere regionale Dolfin, oltre naturalmente ai pescatori diretti interessati. Le problematiche di Saccatoro ormai le conosciamo: alta salinità dell'acqua, proliferare di murici e granchio blu, senza considerare la necessità di scavi per far circolare e ossigenare acqua e suolo. Per quanto riguarda la necessità di dragare i canali, il consigliere Dolfin ha ricordato le problematiche legate allo stoccaggio dei fanghi, la cui competenza esula dagli enti locali. Faccioli, di Coldiretti Pesca, a cui aderisce la maggior parte dei molluschi coltori, ha confermato la richiesta fatta alla Regione di un intervento celere per finalizzare le valutazioni e lo scavo quanto prima. In primis serve che il governo indichi una sede in cui collocare i fanghi dragati. Inoltre è stata valutata positivamente la collocazione di un sifone autoadescante nel Brenta in modo da convogliare acqua dolce nella laguna mitigandone la salinità. Il consigliere regionale Dolfin ha definito importante il sopralluogo che ha permesso di verificare di persona la situazione e capirne meglio l'urgenza. Diventa importante cercare di tutelare la laguna e i prodotti tipici ad essa legati, ha affermato. Le risposte vanno trovate nel più breve tempo possibile. I pescatori che qui hanno i loro vivai non dormono la notte pensando ai problemi che ha ora quest'area della laguna veneta, che si riflettono nel loro lavoro e quindi nella loro vita. Sanno quanta cura ci vuole per portare a casa un prodotto commerciabile, quanto tempo e quanto denaro va impegnato perché la semina raggiunga la misura appetibile in mercato. Se l'acqua non ha la giusta salinità e la giusta ossigenazione, i tempi e i costi si dilatano, rendendo non più remunerativo il mestiere. I pescatori conoscono il territorio, i luoghi dove frutta di più naturalmente e hanno anche un'idea di come poter sfruttare a proprio favore tali aree, preservando la risorsa e contemporaneamente dando un senso al loro lavoro. Ferma restando la necessità di dragaggio e dell'apporto di acqua dolce, stanno ora cercando qualcuno che verifichi che la loro intuizione sia realizzabile e, se lo è, cominciare a lavorarci in modo serio. Hai già fatto il cambio gomme? Per i tuoi pneumatici invernali o per quelli 4 stagioni, così da non pensarci più, vai da SD Auto a Borgo San Giovanni. Non solo te le cambiano, ma se in garage non hai spazio, tengono le tue in custodia. Da SD Auto, per la cura della tua auto a 360 gradi.